Eder. Mac Pallister. Addio a Nino Marazzita, il celebre avvocato penalista si è spento a 87 anni. Protagonista dei grandi casi italiani e volto noto della TV. È morto a 87 anni Nino Marazzita, uno dei più noti e stimati avvocati penalisti italiani. Si è spento a Roma, dove risiedeva e lavorava da decenni, dopo una lunga malattia. Originario di Palmi, in provincia di Reggio Calabria, aveva stabilito il suo studio nella zona di Collina Fleming, nella capitale, diventando un punto di riferimento nel panorama giudiziario nazionale. Con la sua figura elegante, la voce inconfondibile e la capacità di unire rigore giuridico e sensibilità umana, Marazzita ha segnato profondamente la storia della giustizia italiana, rendendosi protagonista di alcuni dei casi più controversi e drammatici della cronaca. L'annuncio del figlio Giuseppe. A dare notizia della sua scomparsa è stato il figlio Giuseppe, anch'egli avvocato penalista, che ha voluto ricordare il padre con parole toccanti. Oggi mio padre ha combattuto con la grinta di sempre l'ultima battaglia, quella che nessuno può vincere. Lascia un grande vuoto, insieme al ricordo indelebile della sua intelligenza, della sua ironia, della sua grande umanità e della sua dolcezza. Una carriera lunga oltre mezzo secolo, dal Circeo al Mostro di Firenze. Marazzita ha cominciato a esercitare la professione forense nel 1966 e nel corso di decenni ha affrontato processi legati al terrorismo, alla criminalità organizzata, ai sequestri di persona e ai reati contro la pubblica amministrazione. Alcune delle vicende più emblematiche della giustizia italiana portano la sua firma come difensore o parte civile. Tra i casi più noti, Pietro Pacciani, presunto mostro di Firenze. Marazzita fu uno dei legali del contadino di Mercatale, accusato degli efferati duplici omicidi nella campagna toscana. Massacro del Circeo. Rappresentò la famiglia di Rosaria Lopez, una delle due ragazze brutalmente sequestrate, torturate e, nel caso di Rosaria, uccisa da un gruppo di giovani della Roma Bene. Pierpaolo Pasolini. Fu avvocato di parte civile nel processo legato all'omicidio del poeta e regista, una vicenda ancora oggi avvolta nel mistero. Caso Moro. Difese Eleonora Moro, moglie dello statista assassinato dalle Brigate Rosse, impegnandosi affinché emergessero elementi di verità sulla gestione del sequestro da parte dello Stato. Donato Bilancia, il serial killer ligure, fu uno dei legali che partecipò alla difesa dell'uomo condannato per 17 omicidi. In prima linea per la libertà di stampa e la satira. Non solo penalista di punta, Marazzita si è distinto anche per l'impegno nella difesa della libertà di informazione, del diritto di critica e della satira. Ha più volte sostenuto giornalisti, scrittori e artisti nei tribunali, convinto che il diritto non dovesse mai diventare uno strumento di censura, ma un baluardo per i diritti costituzionali. Un volto noto della televisione. Grazie alla sua eloquenza e al carisma naturale, Nino Marazzita è stato anche un divulgatore giuridico molto apprezzato. Ha partecipato per anni a trasmissioni televisive, portando il diritto nelle case degli italiani in modo comprensibile e rigoroso. Tra i programmi in cui è apparso con regolarità, L'Avvocato risponde, spazio dedicato a domande legali del pubblico, Forum, lo storico programma di cause simulate prima con Rita Dalla Chiesa e poi con Barbara Palombelli, dove il suo ruolo era spesso quello del consulente legale o del commentatore esperto. Una figura unica nel panorama giuridico italiano. Nino Marazzita lascia un'eredità professionale imponente, fatta di passione per il diritto, amore per la giustizia e rispetto per l'essere umano, anche nei suoi aspetti più oscuri. La sua capacità di muoversi tra l'aula del tribunale e gli studi televisivi, senza mai perdere autorevolezza né integrità, lo rende una figura irripetibile. La comunità forense e il mondo dell'informazione lo salutano oggi con profondo rispetto e affetto. Parla il preparatore anatomico. Potrei essere stato io a causare quella frattura. Lo dirò al PM. Una frattura vertebrale rilevata in un secondo momento sul corpo di Liliana Resinovic, la donna triestina scomparsa a fine dicembre 2021 e ritrovata a cadavere il 5 gennaio 2022 nei pressi del parco dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni, è ora al centro di un possibile colpo di scena. Giacomo Molinari, preparatore anatomico che l'11 gennaio 2022 affiancò il medico legale Fulvio Costantinides nel corso della prima autopsia, ha infatti deciso di rivolgersi direttamente alla procura.
sentendosi in dovere di chiarire alcuni aspetti che potrebbero avere rilevanza investigativa. Ho delle cose da dire su quella frattura alla vertebra, ha dichiarato Molinari, ma ritengo sia corretto fornire questi dettagli direttamente al pubblico ministero. Il riferimento è alla lesione riscontrata sulla faccetta articolare superiore sinistra della vertebra T2, emersa durante il secondo esame autoptico, condotto da un team di esperti incaricati dalla Procura, composto dall'antropologa forense Cristina Cattaneo, dai medici legali Stefano Tambuzzi e Biagio Eugenio Leone e dall'entomologo Stefano Vanin. Fino a poco tempo fa, Molinari era convinto che il suo intervento sul corpo di Liliana Resinovic non avesse avuto implicazioni tali da dover essere segnalate. Tuttavia, la lettura delle conclusioni del nuovo elaborato medico-legale lo ha spinto a riflettere e a interrogarsi. Per la prima volta, infatti, veniva menzionata quella specifica frattura alla vertebra toracica, un elemento che ha fatto nascere in lui un dubbio, e se fosse stato lui, inconsapevolmente, a causarla durante le manovre effettuate sul cadavere. Spinto da senso di responsabilità, ha deciso di riferire ogni dettaglio utile al sostituto procuratore Ilaria Iozzi, titolare dell'indagine che vede ora indagato per omicidio volontario Sebastiano Visintin, marito di Liliana. Non è ancora chiaro se Molinari intenda semplicemente raccontare le operazioni compiute durante la preparazione del corpo per l'autopsia o se presenterà documentazione a sostegno delle sue dichiarazioni. Di certo, ha confermato di essere lui il preparatore anatomico che, come anticipato dal quotidiano Il Piccolo, si è spontaneamente fatto avanti per collaborare con gli inquirenti. La frattura in questione è stata descritta nella relazione del team Cattaneo come con aspetto perimortale, ovvero prodotta in un momento in cui l'osso conservava ancora le sue proprietà elastiche, dunque poco prima o poco dopo la morte. Questo dato è fondamentale. Significa che la lesione non può essere facilmente ricondotta a un evento avvenuto molto tempo dopo il decesso, quando le ossa sarebbero già diventate fragili e rigide. Tuttavia, la relazione stessa apre a una possibilità. Sebbene non risultino manovre post-mortem documentate tali da spiegare l'origine della frattura, non si esclude in via assoluta che alcune azioni effettuate durante lo spostamento o l'esame del cadavere possano averla causata. I consulenti della Procura scrivono infatti che, dopo il ritrovamento del corpo, questo sarebbe stato semplicemente traslato su un sacco e lì sarebbe rimasto sino all'esecuzione della TAC. Avvenuta il 18 gennaio 2022. E proprio quella TAC mostrava già una possibile intaccatura ossea, compatibile con la frattura poi riscontrata visivamente durante la seconda autopsia. In termini tecnici, la lesione viene definita una soluzione di continuo, una rottura che interrompe la continuità del tessuto osseo. Nonostante l'immagine TAC non consenta di isolare con certezza assoluta la superficie articolare interessata, la presenza di un'intaccatura è considerata un supporto credibile all'ipotesi che la frattura fosse già presente all'epoca dell'esame radiologico. Resta ora alla Procura il compito di valutare la portata delle dichiarazioni che Molinari vorrà rilasciare. Se sarà in grado di dimostrare che la frattura è avvenuta in fase autoptica o durante la movimentazione del corpo, ciò potrebbe avere importanti implicazioni nel quadro probatorio. Per il team di esperti guidato da Cattaneo, quella frattura, assieme ad altri elementi, rafforza la convinzione che Liliana non si sia tolta la vita, come ipotizzato nella prima consulenza medico-legale, ma che sia stata uccisa, con modalità compatibili con un'azione violenta. Secondo i consulenti della Procura, la lesione potrebbe essere stata provocata da una torsione brusca del collo o della parte alta della schiena, oppure da una manovra di afferramento alle spalle o al collo, come nel caso di una presa esercitata con l'incavo del braccio attorno alla testa. La verità, dunque, potrebbe dipendere anche da quanto Molinari sarà in grado di chiarire su quella giornata dell'11 gennaio 2022. In un'indagine in cui ogni dettaglio può fare la differenza, la sua testimonianza, ora offerta spontaneamente, potrebbe aggiungere un nuovo tassello, nel tentativo di comprendere cosa sia realmente accaduto a Liliana Resinovic. Io non sapevo niente, ho letto sul giornale, difatti mi sono stupito e ho detto è vergognoso che appunto una persona dopo 3 anni e mezzo quasi che venga a dire questo. Adesso io mi chiedo perché si è comportato così
Io spero che appunto il posto, mi informerò anche dove lui lavorava, se è l'ospedale, l'istituto ospedaliero, che valuti appunto il suo comportamento e che venga licenziato subito, perché per me allora non è capace di fare quel lavoro. Se invece non è così, allora che l'autorità e gli inquirenti che valutino il suo operato e appunto quello che lui ha miliantato, che ha fatto, che si comportino come deve essere perseguitato penalmente. Ecco. Io in quel periodo ero seguito da un altro medico di parte, diciamo, il professor Moreschi, che appunto quando è finita l'autopsia io ho parlato con lui e ho detto che tutto si è svolto regolarmente, non è che abbia rilevato appunto delle incompetenze e io non sapevo che ci fossero anche questi tecnici che lavoravano là, ecco. In ogni caso è stato tutto fatto normale. Dopo 3 anni una persona decide di addossarsi le colpe della manipolazione del corpo di Liliana che avrebbe prodotto la frattura della vertebra T2. Beh, ho pensato che forse si assume delle responsabilità molto grandi e non so, mi verrebbe da dire gratuitamente, per 2 motivi. Il primo di tutti è che per produrre una frattura a un cadavere occorre una forza notevole, quindi il corpo dovrebbe essere o caduto violentemente da un'altezza e quindi andare a urtare il pavimento, oppure, ma ipotesi che vorrei definire insomma molto residuale, per non dire fantascientifica, qualcuno che ha preso a colpi proprio a livello della schiena, del rachide, questo cadavere. Ora, che un preparatore anatomico si renda conto dopo 2 anni che si parla di un caso, che gli è caduto il cadavere e che potrebbe essere evidentemente prodotta questa frattura in quella circostanza, lo posso definire grottesco. Ha aspettato 3 anni e poi adesso ci viene a dire questo. Dopo 4.000 autopsie non ho mai visto una frattura da bara e insisto, mi sembra un modo anche un po' puerile di affrontare un caso in cui c'è la morte di una donna. Non è stato evidenziato e non so come mai. Quello che invece voglio ribadire, che è stato evidenziato anche dal dottor Barigiani, è che c'erano le lesioni sul viso e sono state inferte da una terza persona. E io appunto dico, se noi dobbiamo trovare chi ha bastonato in quella maniera mia sorella, perché lei è morta per essere stata bastonata brutalmente, perché aveva dei colpi da tutte le parti sul viso, anche sotto la testa, nel cranio, c'erano delle emorragie, un colpo sulla pleura, il colpo sul dorso, sullo sterno, sulla gamba. Chi ha bastonato mia sorella? Io trovare questa persona e trovando chi era con lei, allora dopo troveremo fuori tutto. Per la conservazione del corpo sarebbe stato necessario la bara zincata che non c'era. Comunque io credo che tutte queste cose che stanno venendo fuori servono solo a depistare ancora di più, creare confusione, mentre io sono dell'avviso che gli inquirenti di oggi, le dottoresse che stanno indagando oggi, la dottoressa Iozzi, ha bisogno di tranquillità e non di sciocchezze che vengono fuori ogni giorno, perché l'importante è che Liliana è stata uccisa, picchiata, brutalmente picchiata, tutto il resto non ci interessa, vogliamo sapere chi è stato a picchiarla. Questo devono cercare gli inquirenti. Uno viene fuori dopo 3 anni e mezzo, che per me sono solo delle fake a questo punto. O qualcosa di peggio, perché posso pensare anche che c'è qualcosa di più grosso dietro che si vuol coprire. Lo sto dicendo da 3 anni e mezzo che c'è qualcosa di segreto che Liliana non poteva portare fuori da quella casa. Nessuno mi ha ancora ascoltato, spero che lo facciano adesso. Noi abbiamo scelto il colore, nessuno ci ha detto che ci doveva essere la bara zincata,
Noi avevamo pensato che l'agenzia sapeva quello che doveva fare, visto che era arrivata l'email dalla parte della dottoressa Kerja dove diceva che il corpo doveva venire conservato nel miglior modo possibile. Quindi noi non potevamo immaginare che veniva messo in una bara di cartone. Noi abbiamo scelto solo il colore. E poi anche un'altra cosa ci ha fatto disgusto, veramente disgusto, più che dolore. Quando è stata riesumata era ancora dentro il sacco salma dell'obitorio. Non era distesa in una bara, non era avvolta in un lenzuolo, non era avvolta in quella famosa coperta che Sebastiano voleva darmi a tutti i costi e che spero venga analizzata, perché se si sta analizzando il maglione di Sebastiano bisogna analizzare anche quella coperta. Sono 3 anni e mezzo che lo dico, non è da oggi. Da cremarla direttamente, così cancellava tutte le eventuali prove rimaste. La professoressa Cattaneo ci dice che questa frattura era già presente alla TAC fatta. Quando si sarebbe verificato questo trauma? Quando questo preparatore anatomico avrebbe inflitto una frattura sul cadavere? E alla TAC è già presente, come ci dice la Cattaneo, evidentemente è stato prodotto fra il rinvenimento e il momento della TAC. Probabilmente è un preparatore anatomico che prepara anche i corpi che vanno a fare queste indagini radiologiche presso la radiologia, ma a maggior ragione diventa grottesco questo suo dire, perché bisognerebbe ipotizzare, e non lo ha mai detto, che questo corpo, fra il trasporto e la sua manipolazione, ha subito un trauma così importante da fratturare. Ma è già passato troppo tempo. Questo smentirebbe completamente la professoressa Cattaneo, che ci dice che i tessuti sono e la frattura si attiene a un tessuto o vitale o perimortem. Tutti hanno accettato in maniera, devo dire, senza nessuna contestazione, quindi quando dico hanno accettato, vi è stata la comunicazione che era presente una frattura che la professoressa Cattaneo poi ha fatto anche a vedere sul preparato, e nessuno ha sollevato questioni, anche perché, ripeto, avrebbe fatto forse un po' sorridere se un consulente avesse detto in quella circostanza: ma questa è una frattura che probabilmente è da bara. Ecco, forse avrebbe suscitato un po' di ilarità, credo. Quello che si evince dalla consulenza, non potendo io spendere le parole della professoressa Cattaneo, da quello che si evince dalla lettura della consulenza, lei lo ha prima visto sulla TAC, successivamente l'ha confermato con l'indagine morfologica su osso. E non è stata vista. Da quello che scrive la professoressa Cattaneo è evidente che lei implicitamente, con grande grazia, ci dice che non è stata vista all'esame TAC. Vorremmo soltanto che tutte queste cose finissero e si facesse veramente silenzio e si lasciasse lavorare in pace chi deve lavorare, perché non possiamo aspettare altri 3 anni e mezzo per sapere la verità. C'è l'Italia intera che aspetta, ci sono gli italiani all'estero che aspettano la verità e che ci scrivono ogni giorno, e noi siamo anche stanchi di dover ogni volta chiedere giustizia per Liliana. Dovrebbe essere una cosa naturale, fatta da uno Stato e da chi di dovere, alla portata di tutte le persone, non soltanto quelle famose che in 448 hanno le risposte. Noi siamo 3 anni e mezzo che aspettiamo risposte. Aspetteremo ancora, perché non possiamo fare di più di quello che abbiamo fatto, a dimostrare che Liliana è stata uccisa. Adesso gli inquirenti, io non voglio far fretta a nessuno, perché con la fretta non si ottiene niente, anzi si mescolano ancora di più le carte senza riuscire a fare un gioco serio. Ma però aiutateci a fare quanto prima, perché 3 anni e mezzo sono tanti. E questo, ripeto, non è giusto. Non è giusto che i familiari delle persone che non hanno giustizia devono combattere da sole. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.